Pensioni non da fame, pensionati sì, ma non fessi, pensioni, non assistenza, basta con le pensioni d'oro e coi vitalizi. Sono arrivati a Padova da tutto il Veneto i pensionati della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, per rivendicare il diritto a una vita dignitosa. Un lungo corteo dalla stazione al centro città. Quanto ha di pensione? 600 euro. Quanto? 600. Se la cifra. Dopo 40 anni sono andato in pensione con 490 euro. E questo è il primo passo per una grande lotta per l'equità e una giusta pensione per tutti. Chiediamo un'equità sociale e chiediamo che a tutti le pensioni almeno da 1000 euro in giù diano gli 80 euro. Credo che la soglia minima sia insopportabile. Sotto i 500 euro sicuramente è giusto che la gente reclami una pensione dignitosa. Nel Veneto i pensionati della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, sono quasi 50.000. Oltre 20.000 hanno firmato per chiedere pensioni minime di almeno 650 euro al mese, per il bonus di 80 euro e per una decorosa sanità e assistenza sociale. Una manifestazione, quella della CIA a Padova, composta ma decisa nelle rivendicazioni. Sono richieste non propriamente pesanti, ma adeguate al ciclo della vita e per cui gli anziani, i pensionati, devono in qualche modo recuperare il ritardo che hanno rispetto a altre categorie sociali.